Rientriamo amici qui da Verona per questa iniziativa della Coldiretti, Le Ragioni del Cuore. Siamo insieme al Presidente della Coldiretti di Venezia, diamo il benvenuto a Jacopo Giraldo. Allora Presidente, primo motivo per cui siete qui è per dire che insomma, i danni dell'embargo russo che proseguirà fino a giugno dell'anno prossimo cominciano a diventare pesanti. I danni, intanto buongiorno a voi, grazie per essere qui. I danni sono veramente dei danni importanti, le nostre aziende hanno subito dei tagli drastici sulla vendita dei prodotti a livello internazionale. L'embargo russo, la Russia è uno di quei paesi dove alla qualità ci tiene, pensate che sebbene sia il granaio d'Italia, parte della pasta e del grano viene acquistata perché la qualità del grano italiano è una qualità molto alta. E per quanto riguarda soprattutto l'ortofrutta, quando dal veneziano partivano tutti i giorni circa 10 bilici indirizzati alla Russia, adesso sono 2 anni che non vediamo niente di tutto questo e di conseguenza lo sbocco sul mercato di questi prodotti qua non c'è e le produzioni entrano in profonda crisi con i prezzi e con le quantità dei prodotti stessi. Ecco, però Presidente, non dobbiamo nasconderci che i problemi in particolare del settore dell'ortofrutta sono anche altri, penso alla frammentazione dell'offerta. I problemi derivano da scelte di mercato molto differenti, deriva da una mancanza di trasparenza sul mercato, soprattutto su quello che è la produzione locale, su quelle che sono le nostre produzioni. La cosa importante che noi dobbiamo così constatare in questo momento è che nel momento in cui noi abbiamo le produzioni migliori nel nostro territorio, abbiamo i commercianti che hanno i frighi pieni ma non di prodotto italiano. Quindi questo nessuno lo contesta, non lo stiamo continuando a contestare, ma anche per quanto riguarda l'ortofrutta, pensiamo alle nettarine, pensiamo alle pesche, in questo periodo qua noi andiamo in piena produzione, il nostro prodotto vale zero e i nostri frighi dei commercianti sono pieni ma non di prodotto italiano. Quindi c'è bisogno di tracciare questo. C'è bisogno sicuramente di un salto a qualità anche da parte delle aziende che lo stanno facendo perché stanno investendo in innovazione, stanno investendo in qualità, in nuove varietà ed è logico che su questo si deve fare comunque una grande riflessione, la deve fare anche la politica perché ci deve dare una mano in maniera importante. Martina lo ha già detto, porterà avanti, lo ha detto a Milano, oggi credo che lo riaffermerà qui da noi, porterà avanti quella che è la legge sull'etichettatura a livello europeo. Ci auguriamo che anche l'Europa capisca quanto importante sia distinguere il prodotto non per fare le differenze, ma per cercare di fare utilizzare e consumare il prodotto italiano. TTIP può essere un'opportunità? Io credo che questo può essere un problema nella misura in cui manca la trasparenza di quello che si sta facendo. Sono accordi di cui se ne conosce solo una piccola parte, sono state prese in stanze chiuse e credo che fintanto che non si sa quale sarà veramente il vero risvolto, noi su questo ci guarderemo attorno e continueremo comunque a pensare che la voglia di fare questi tipi di accordi vada a ledere quella che è la produzione italiana e quindi l'utilizzo del nostro marchio per produrre prodotti che sicuramente gli italiani hanno ben poco e vigileremo che su questo l'Italia, quindi il governo, sia in grado di capire se è necessario su questo fare un passo indietro e quindi titolare quelle che sono le produzioni veneziane nel caso nostro, ma italiane soprattutto perché questa è l'unica maniera che noi abbiamo per cercare di portare avanti. Ricordo sempre che quando noi parliamo di 60 miliardi di falso di Made in Italy, se noi colpiamo una piccola parte di questi 60 miliardi diamo delle risposte importanti al nostro settore agricolo. Io ringrazio Jacopo Giraldo, Presidente della Coldiretti di Venezia, ridiamo la linea alla regia, ma qui da Verona abbiamo altre voci da sentire. A tra poco. Grazie.